Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo cosa ci riserva questa giornata di mercoledì 18 marzo 2020 e cosa possiamo appunto ricevere come influssi dalle costellazioni in questo giorno. Prima però di addentrarci in questo approfondimento vi invito, come di consueto, se ancora non lo avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non lo avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Dunque in questo giorno ci possiamo attendere che sicuramente ci sarà un tam tam di notizie, uno scambio più che frequente di comunicazioni scritte, verbali, chiamate, messaggi. Oggi è una giornata all'insegna di Mercurio, dunque questo è sicuramente più che plausibile. Senza contare che in questo periodo, non potendoci spostare, esprimendo anche qui con gli spostamenti e i mezzi di trasporto un altro aspetto di Mercurio, che comunque, come dicevo, impedito in questo frangente, dunque impedito quel ramo, sicuramente si accentuano dunque le comunicazioni per restare appunto in contatto con gli altri. Cos'è che possiamo osservare anche di questo giorno? Abbiamo una stella a capo in Leone e la costellazione di opposizione in Sagittario, dunque è una giornata all'insegna dell'autorevolezza, dell'autorità, ma anche di qualche problema di carattere burocratico oppure qualche opposizione, qualche ostacolo che appunto può frapporsi fra noi e i nostri obiettivi. È una giornata che comunque ci dona coraggio, grinta, entusiasmo, buona volontà, sicuramente c'è molta voglia di fare, ma appunto questa costellazione di opposizione che comunque non forma un'opposizione particolarmente forte nei confronti di Leone, essendo entrambe di elemento di fuoco e dunque indirettamente la costellazione Sagittario va a sorreggere gli influssi di Leone. Quello che possiamo osservare è che è possibile che in una giornata come questa si applichi eccessiva dirompenza o che al contrario i nostri sforzi trovino comunque appunto delle opposizioni o comunque qualche difficoltà a carattere burocratico organizzativo. La giornata però garantisce l'esito delle nostre iniziative, sebbene con qualche ritardo, sebbene con qualche ostacolo, riusciremo comunque a realizzare tutto. La chiusura di quadrato infatti è estremamente propizia, abbiamo Capricorno, Toro e Pesce che garantiscono con l'impegno e la determinazione tipiche delle costellazioni di terra, dunque con la buona volontà di ottenere sicuramente il successo, il coronamento dei nostri sforzi. Vi ricordo che ciascuno di noi può reagire in maniera totalmente differente in base alle costellazioni presenti nel proprio quadrato di nascita e anche in base agli elementi dominanti per la nostra personalità o comunque per il nostro quadro astrale. In questo caso potremmo osservare che gli amici dell'elemento fuoco potrebbero assumere magari atteggiamenti particolarmente orgogliosi oppure eccedere nel modo di porsi rispetto agli altri, quasi sentendosi superiori, no? E guardando magari con un certo distacco, prendendo le distanze dagli altri, appunto mettendosi in una posizione predominante. Questo però non è giustificato necessariamente, dunque attenzione a non eccedere nella sopravvalutazione col rischio di restare soli in una giornata come questa, un pochettino isolati o comunque non supportati dal prossimo, dagli altri. Gli amici invece dell'elemento aria trovano negli influssi odierni una particolare spinta che può alimentare la loro favela, la loro capacità di condurre i discorsi a proprio vantaggio
e questo comunque è buono fin tanto che non sfocia nel pettegolezzo fine a se stesso e dunque assolutamente sterile. Dunque magari è meglio modulare la comunicazione, non eccedere, ridurla o quantomeno contenerla allo stretto necessario. Per quanto riguarda gli amici dell'elemento acqua, abbiamo sicuramente una spinta all'azione, cosa che comunque generalmente viene felicemente rimandata o comunque ponderata e affrontata con la massima calma. Oggi comunque c'è una forte volontà, una buona volontà, ma soprattutto può amplificarsi la nostra percezione della spiritualità, la connessione con le energie o comunque il desiderio di rivolgere lo sguardo verso l'alto con un leale, sincero sentire, ma anche con qualche, diciamo, nebulosa illusione che potrebbe appunto fuorviarci un pochino. Gli amici invece dell'elemento terra dovranno monitorare un pochino la tentazione di essere scostanti e isolarsi. È possibile che oggi si innervosiscano un po' più facilmente proprio perché il contrasto con l'elemento fuoco e il loro elemento terra non sarà dei migliori, non sarà felice perché appunto va a creare tensione. Evidentemente c'è soltanto da portare un po' di pazienza perché nella giornata, anche se vi sembrerà di collaborare o di avere a che fare con persone che non capiscono, probabilmente riuscirete comunque, mantenendo il vostro aplomb, ad ottenere dei buoni risultati. Bene, detto questo, io vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi anche al canale YouTube del Marietto Veneziano. Noi ci ritroviamo qui con le previsioni per domani, giovedì 19 marzo 2020. Grazie per la vostra attenzione, a presto dalla vostra Ildegarda.